Sulle tracce di Mauro Icardi c'è ancora la Roma. I giallorossi, rassegnati all'addio di Dzeko, vorrebbero proprio l'ex capitano dell'Inter come sostituto del bosniaco. Nei piani della dirigenza romanista, Icardi è preferito a Higuaín, sia per una questione di età, ma anche perché è ritenuto più adatto al gioco di Fonseca. Secondo quanto filtra dall'entourage di Maurito, l'offerta di ingaggio della Roma è superiore a quella del Napoli, ma l'Inter non è soddisfatta da quanto messo sul piatto per il cartellino. 30 milioni più Dzeko non sono ritenuti sufficienti, la parte cash dovrà salire di almeno 15 milioni. Niccolò Zaniolo domenica sera contro il Real Madrid ha messo in mostra tutto il suo repertorio, strappando gli applausi dello Stadio Olimpico e del tecnico giallorosso Fonseca. Dopo la tempesta c'è sempre il sole, contento per la prestazione, continuiamo così. Le parole del ragazzo su Instagram. Nei prossimi giorni, entro Ferragosto, l'agente di Zaniolo ed il DS Petracchi avvieranno i primi contatti per il rinnovo del contratto. Vigorelli proporrà alla Roma un adeguamento dell'attuale accordo a 2,5 milioni di euro netti a stagione. Il direttore sportivo invece gli proporrà 1,7 milioni netti all'anno più bonus. L'intesa per la fumata bianca può arrivare a metà strada. Intanto, però, è tornato il sereno tra Zaniolo e la Roma. Il Betis Siviglia è alla ricerca di due attaccanti di livello per rinforzare il proprio reparto offensivo, aumentando la competitività della squadra. Tra i nomi visionati c'è anche Mariano Diaz del Real Madrid. Secondo Marca, il Betis avrebbe fatto un sondaggio con i Blancos per portarlo a Siviglia. Un obiettivo però complicato per costo del cartellino e ingaggio del giocatore. Su di lui resta vivo l'interesse della Roma, a prescindere dal sostituto di Edin Dzeko. Mariano Diaz infatti sarebbe il rimpiazzo eventualmente di Patrick Schick, in uscita qualora dovessero arrivare delle offerte soddisfacenti. Sul ceco, per il momento, c'è il Borussia Dortmund. Ancora incerto il futuro di Neymar. Ormai è chiaro che il giocatore vuole lasciare il Paris Saint-Germain, ma sembra impossibile chiudere l'accordo per il suo ritorno al Barcellona. L'altro club in corsa per l'acquisto dell'attaccante è il Real Madrid, che, secondo Sport.es, è disposto ad offrire al PSG 120 milioni più Modric. Mundo Deportivo scrive che il Barca resta la prima scelta di Neymar, ma senza perdere di vista il Real. La deadline è fissata per il 20 agosto e se entro quella data non ci saranno sviluppi con il club catalano, Onei valuterà le altre opzioni, a cominciare dai Blancos.